Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, siamo a Taglio di Po per questa prima tappa di Ville da leggere, promosso dall'Associazione Ville Venete dell'Adige e dall'Associazione Editori. Ne approfittiamo di questo incontro anche per parlare con Paolo Spinello, che rappresenta gli editori, ma è l'editore più famoso della provincia di Rovigo. Apogeo è un punto di riferimento per chi vuole scrivere libri, vuole essere editato e vuole essere anche prodotto. Come va? Come va il vostro settore e perché sei qua in particolare? Sono qui oggi perché rappresento l'Associazione degli Editori del Veneto, in assenza della nostra Presidente Chiara Finesso, che ha avuto un impedimento all'ultimo momento, e per testimoniare l'importanza di questa iniziativa che stiamo realizzando con l'Associazione delle Ville Venete dell'Adige, che è un'iniziativa fortemente voluta e supportata anche dagli editori, perché porteremo da oggi a dicembre i libri delle nostre case editrici nelle dimore, nelle tenute, nelle ville più rappresentative del nostro territorio. Quindi questo è già un motivo sicuramente sufficiente per essere qui. Il secondo è perché presentiamo in apertura proprio un libro di Apogeo, cioè Scrittori e mito nel Delta del Po di Diego Crivellari. Quale migliore scenario per presentarlo se non la tenuta di Cazzen, splendida, tenuta benissimo, in cui si svolgono periodicamente iniziative di vario genere che valorizzano questi bellissimi luoghi. Ecco, Italia, paese di santi, navigatori e scrittori. Sì. Com'è la situazione del vostro settore? Cioè, tanta gente scrive, tanta gente fa poesie, tanta gente piace esporsi perché è una questione anche di mettersi a nudo. Poi dopo il mercato come va? Il mercato va abbastanza bene, anche se i segni sono un po' contraddittori. Nel senso che l'Italia continua a rimanere uno dei luoghi in Europa dove forse si legge meno in base alla popolazione, ma stranamente è uno di quelle nazioni in cui si pubblica di più. Quindi non si capisce dove vadano a finire i libri che pochi leggono. È comunque importante dal punto di vista sociale e culturale che ci siano così tante case editrici che vanno a incrementare l'ambiente culturale italiano, ed è importante che si pubblichino tanti libri che vanno ad inserirsi nel dibattito, aiutando anche la soluzione di problemi, di questioni, pongono interrogativi, quindi creano dibattiti, quindi sicuramente tutto ciò è importante ed è fondamentale. Bisognerebbe che forse a partire dalla scuola in Italia si cominciasse a leggere un po' di più, sarebbe ora che non ci fossero solo azioni pubblicitarie che pur servono in televisione, attraverso i media, ma ci fosse anche una presa di coscienza da parte anche delle famiglie e degli insegnanti che la lettura deve stare al primo posto delle attività di un bambino o di una bambina che sta crescendo e che deve diventare adulto anche leggendo. Ti faccio l'ultima domanda che te la faccio ogni volta che ti incontro. Sì. Quanto è difficile fare l'editore partendo da Adria? Io ti ripeto sempre la stessa cosa, è difficile ma è molto bello. Però è tosto. È difficile e complicato perché il nostro territorio resta comunque un territorio di confine, è un territorio difficile, lo sai, in cui non mi addentro perché c'è anche poco tempo. È molto bello perché essere in pochi a farlo, e ricordo sempre come faccio l'attività della Minelliana, l'attività di una casa editrice molto particolare, molto bella, qual è il Ponte del Sale di Rovigo, che pubblica poesia. È bello perché riesci a dare un contributo di professionalità che è e rimane unico. Ti ringrazio e sempre complimenti. Grazie. Questi te li faccio ogni volta che ti Grazie. incontro.